Puntualissimi anche oggi, mezzogiorno di questo venerdì 20 novembre. Buona giornata e bentrovati in Focus TG, mezz'ora di informazioni, approfondimenti, collegamenti e notizie. Prima di collegarci con Marghera, sede della Protezione Civile, per il consueto punto stampa quotidiano del Presidente della Regione Veneto sulla situazione Covid. Vedremo tra pochi istanti il bollettino di ieri pomeriggio. Volevo partire con una notizia, insomma, diciamo così, di stagione. Ecco, vi faccio vedere queste immagini girate un paio d'ore fa con la Pedemontana, il Monte Grappa, quello che si vede a sinistra, poi il profilo anche dei colli asolani, del Monte Tomba, più in là più distante il Pasubio. Ecco, c'è ancora un'altra immagine, regia, grazie a Alessandro Costacurta. La neve che è arrivata, insomma, qualche fiocco stamattina, chissà se resisterà alle temperature che adesso sono ancora abbastanza tiepide, ma che dovrebbero abbassarsi nel corso della notte, quindi arrivare anche verso 0 gradi in pianura, ovviamente ancora un po' meno rispetto alla notte. Montecesen, quindi sopra Valdobbiadene, e poi il resto della panoramica delle vette feltrine, e poi appunto ancora il Monte Grappa, la prima neve non è la prima in realtà di questo autunno, però insomma è comunque una buona notizia. Abbiamo avuto inverni molto secchi. Certo, non si può andare a sciare perché sono chiusi per Covid, per le normative sul Covid degli impianti sciistici. La speranza è che magari con gennaio, qualcuno dice già con qualche allentamento a dicembre o addirittura a Natale, insomma si parla di qualche allentamento delle restrizioni in vigore. Si parla di questo, ma si parla anche di ulteriori restrizioni, cioè di regioni gialle come il Veneto o il Lazio o le Marche o la provincia di Trento, che potrebbero eventualmente in giornata, in serata, diventare arancioni, e alcune arancioni che potrebbero diventare rosse. Questo lo stabilirà il governo, appunto sentito il CTS. Bollettino, allora, il bollettino delle 17 di ieri, in attesa dell'aggiornamento che arriverà direttamente dal Presidente Zaia questa mattina. Allora, il totale a ieri pomeriggio è salito dall'inizio dell'epidemia a 114.139 casi, 1.448 in più rispetto alla mattinata di ieri. Il totale degli attualmente positivi continua a crescere, anzi la giornata di ieri è stata piuttosto corposa, più di 3.500 casi in una giornata, 67.459 e ancora, seppur di poco, la provincia di Vicenza a detenere questo primato. Insomma, se ne farebbe volentieri a meno, 12.804, poi c'è Verona con 12.713, Padova 12.612, Treviso 12.103, poi Venezia appena sotto quota 10.000, Belluno 4.000 e Rovigo che ormai verso quota 2.000 contagiati. Conto dei morti è salito a 3.096, vediamo la situazione dei ricoveri. Siamo 2.276 in area non critica, 290 in terapia intensiva. C'è stato un calo, ma purtroppo il calo si spiega anche con la variazione dei decessi. Nella giornata di ieri, quindi tra le 8 e le 17, sono stati ben 23. E allora, tema Covid che attraversa tutta la nostra vita, insomma da molti mesi, la vita quotidiana che fa il conto con i DPCM, le ordinanze regionali ed eventualmente anche le ordinanze comunali. Partiamo da questo con Valentina Visentini in collegamento da Padova. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno Mirko. Sì, perché c'è attesa proprio a Padova, perché in giornata il sindaco Giordani potrebbe firmare un'ordinanza sull'onda di quella che è già stata firmata a Cittadella dal sindaco Piero Bona, che riguarda il fumo all'aria aperta, ovvero la nuova ordinanza che potrebbe essere firmata proprio in queste ore dal sindaco Giordani, potrebbe impedire di fumare all'aria aperta nei luoghi dove ci possono essere degli assembramenti o dove il distanziamento sociale non può essere garantito. Per intenderci, fermate dell'autobus all'esterno dei negozi di vicinato, piuttosto che anche all'esterno degli uffici comunali, pubblici, se ci sono troppe persone che stanno magari in coda, non è possibile uscire e fumare una sigaretta. Per sigarette intendiamo non solo la classica sigaretta,
ma anche quella elettronica, anche all'esterno dei supermercati potrebbe essere vietato. Quindi l'impianto potrebbe essere come quello che è dell'ordinanza firmata dal sindaco Piero Bon di Cittadella, che però lui nella sua ordinanza specifica che ha vietato fumare proprio in tutto il centro storico, quindi comprese le rive e le strade del centro storico. Quella di Padova, insomma, potrebbe mantenere questa struttura con delle variazioni, perché ovviamente parliamo di una città con dimensioni diverse, quindi con delle fisionomie anche diverse. Per Padova potrebbe esserci un divieto magari sotto i portici, non si potrebbe fumare sotto i portici, ma queste sono appunto delle specifiche che poi vedremo qualora il sindaco decidesse di firmare questa ordinanza, che aveva, diciamo, in qualche modo annunciato anche ai nostri microfoni proprio mercoledì, dicendo insomma di aver visto questa ordinanza di Piero Bon, di essere interessato e di confrontarsi proprio a breve con il direttore Scibetta, proprio per mettere a punto anche per Padova questa tipologia di ordinanza. Ecco, evidentemente Valentina non si tratta di limitare il fumo, che certo sappiamo fa male, ma si tratta di limitare la diffusione tramite la bocca e il Certo, respiro, perché ovviamente eventuali. ovviamente se una persona fuma si abbassa la mascherina e fuma, magari se il distanziamento non è garantito potrebbe esserci una possibilità di contagio più, insomma, più plausibile rispetto che insomma, se uno si fuma una sigaretta all'interno da solo per i fatti propri. Certo. Restiamo in tema Covid. La situazione dei punti tampone nel Padovano? Ecco, nel Padovano come nelle altre province del Veneto stanno aumentando ovviamente i punti tamponi comunali, questo per agevolare quei medici di famiglia o pediatri di libera scelta che non riescono ad usufruire dei propri, che non, insomma, nei propri ambulatori non hanno lo spazio adatto per realizzare i tamponi. L'ultimo in ordine di tempo che è stato attivato proprio nelle scorse ore riguarda Piazzola sul Brenta. Si tratta di un punto tamponi con modalità drive-in ed è stato realizzato appunto proprio per dare una mano a quei medici di base che non riescono a farlo nei propri tamponi. Invece sarà attivato a breve un punto tamponi a Cadoneghe, perché proprio la scorsa settimana il sindaco Schiesaro ha fatto un sopralluogo nell'ex scuola Amaretto di via Bagnoli a Cadoneghe, quindi lì potrebbe essere a breve attivato un punto tamponi. Invece un gazebo è stato posizionato nelle scorse ore di fianco all'auditorium dell'Assunta nel comune di Rubano, e si tratta sempre di uno spazio che è stato allestito dall'amministrazione comunale per appunto poter far fare i tamponi rapidi ai concittadini. Ecco, sappiamo Valentina che a Padova è arrivato l'albero di Natale davanti a Palazzo Moroni. C'è aria di Natale, che cosa si sta preparando? Sì, effettivamente ieri mattina sono iniziate le operazioni per allestire l'albero di Natale davanti al comune, insomma un segnale che si vuole dare a tutta la cittadinanza. Di sicuro sarà un Natale diverso dagli altri, sarà un Natale in cui insomma non ci si potrà dedicare allo shopping dei mercatini, perché i mercatini proprio in conferenza stampa pochi minuti fa è stato annunciato che non ci saranno i tradizionali mercatini di Natale, ma l'invito che fa l'amministrazione comunale per questo Natale è di comprare nei negozi di vicinato, perché così si possono sostenere tutte quelle attività che sono veramente in difficoltà in questo periodo, visto che comunque parliamo di un Natale dove insomma l'invito lo fanno tutti i giorni, lo si sente, cercate di, insomma, di essere contenuti, di evitare grandi feste, grandi ritrovi, e quindi insomma sarà un Natale difficile, ma non per questo non si deve dare un sostegno al commercio locale. Tuttavia il comune di Padova ha appena annunciato che non mancheranno le installazioni luminose, quindi insomma il Natale si potrà respirare comunque in città con queste 43 installazioni luminose che verranno distribuite anche nei quartieri, con alberi e stelle, e poi con i decori anche nelle 5 porte storiche principali, nonché ovviamente, dicevamo, l'albero di Natale a Palazzo Moroni, lo stesso comune, la Loggia Mule, e ovviamente tutti gli alberi allestiti anche all'Isola Memmia, quindi parliamo di Prato della Valle. Benissimo, beh, manca ancora un mesetto abbondante, chissà quante cose succederanno da qui a Natale, insomma, sperando in bene. Grazie Valentina, alla redazione di Padova, Grazie buon a te. lavoro.
Buon lavoro. Brevemente diamo notizia delle ricerche di Gianni Sadocco, il 62enne di Monselice, sparito ormai da alcuni giorni. Ieri pomeriggio sono rientrate le squadre che erano partite in mattinata dopo la segnalazione di una persona che aveva incrociato un uomo che corrispondeva alla sua descrizione in una strada bianca in località Cappel del Vescovo, non distante da Malgatoraro. Siamo ad Arsiero nel Vicentino. Anche le unità cinofile sono intervenute, calandosi i soccorritori nei canali che solcano il versante dove si erano mossi i cani molecolari trentini. La ricerca, il perimetro è stato allargato purtroppo anche ieri, senza esito. Siamo alla prima pausa pubblicitaria di questo Focus TG, state con noi, a tra poco. Mezzogiorno e un quarto, tra 15 minuti il collegamento con la sede operativa della Protezione Civile di Marghera per il punto stampa odierno del Presidente della Regione Luca Zaia. Restiamo in tema sanitario, appunto attraversiamo il territorio, abbiamo toccato Padova, adesso andiamo a Vicenza dove all'esterno dell'ospedale San Bortolo c'è la nostra Gabriella Basso. Buongiorno Gabriella. Buongiorno a te Mirko e telespettatori di Rete Veneta. Allora, il bollettino di ieri per Vicenza dava 112 ricoverati in area non critica, 18 in terapia intensiva, tu ti trovi lì per un motivo. Sì, perché come ogni settimana, di solito dall'inizio alla fine della settimana, il direttore generale dell'USLOT tiene una conferenza stampa per dare proprio l'aggiornamento della situazione sia da un punto di vista dei ricoveri ma anche di quelle che possono essere le novità da un punto di vista di riorganizzazione dell'ospedale proprio in conformità con quelli che sono l'aumento o la diminuzione dei casi di pazienti ricoverati. Ma come dicevi tu, purtroppo il numero in Vicentino è una di quelle province, di quei territori, scusate, anche che purtroppo in questo momento ha il maggior numero di casi positivi tra l'Ovest Vicentino, non tanto la città di Vicenza, ma proprio il territorio circostante la città di Vicenza. Tocchiamo anche altri argomenti perché poi c'è anche il resto della vita che va avanti. Allora, Sì. parliamo di questa alta via relativa alla Grande Guerra e ai sacrari militari che ci sono nel Vicentino. Ebbene sì, finalmente prende forma sempre di più questo progetto che vede appunto questa alta via di sentieri che fa praticamente la tappa tra tutti i sacrari, 4 sacrari della Prima Guerra Mondiale. 4 enti territoriali che si sono messi d'accordo, la provincia, la regione, Veneto Agricoltura, la comunità montana, per dare appunto forma effettiva a questo progetto. Partiranno a breve, tempo permettendo, chiaramente stiamo andando verso l'inverno, ma al massimo all'inizio del prossimo anno partono i lavori per ripulire i sentieri, per creare sentieri secondari, per rigenerare malghe, per dare la possibilità poi di ripercorrere quelle che è stata un po' diciamo il percorso anche dei stessi soldati di questa Prima Guerra Mondiale. Ricordiamo che c'è stato il centenario appunto della Prima Guerra Mondiale, andiamo praticamente dal Pasubio, andiamo all'Ortigara, al Cimagrappa. L'idea è poi quella di fare proprio un percorso, sarebbe l'ideale, dicono, ci hanno raccontato oggi, di poter fare questo percorso arrivando a Schio in treno, poi da qui con delle guide che sono state formate per correre questa alta via, magari anche soggiornando in qualche baita, per poi ritornare, arrivare fino a Cimagrappa e a Bassano, riprendere il treno e ridiscendere poi appunto a valle. È un modo per riqualificare il territorio, sì, sicuramente, è un modo per rilanciarlo turisticamente anche, ma è anche un modo per ricordare sempre questa importante fetta della nostra storia. E tra l'altro ci raccontavano ancora oggi, bisogna stare attenti dove si cammina perché si possono trovare, anche scavando ma anche proprio in superficie, ancora resti di purtroppo soldati della Prima Guerra Mondiale, ossa di soldati della Prima Guerra Mondiale, ma anche suppellettili abbandonati di questa Prima Guerra Mondiale che è stata molto importante appunto per il nostro territorio. Ecco, c'è anche la cronaca, Gabriella, mi pare con una notizia, insomma, tra la cronaca con un risvolto anche un po' curioso, no?
Ah sì, è un risvolto curioso perché, vabbè, si parla di sostanze stupefacenti, ma la cosa particolare è che è stata sequestrata dai carabinieri di Arzignano a un cittadino, pensate 400 grammi di paglia di papavero. La paglia di papavero poi è quella che lavorata dà l'oppio praticamente. 400 grammi, ma ne aveva altrettanti, 1,5 kg circa da un'altra parte. Quindi insomma è una cosa un po' particolare, di solito si parla di marijuana, si parla di hashish, dell'oppio o della paglia di papavero, insomma è un po' una cosa un po' stravagante, se vogliamo. Insomma, ce n'è sempre una di nuova nel settore stupefacenti. Torniamo al tema Sì, sì, sanitario, perché assolutamente. abbiamo parlato di ospedali, appunto tra poco l'ULSS Otto Berica ti darà gli aggiornamenti della situazione odierna, ma la situazione delle RSA, delle case di riposo, è difficile sia per i contagi sia per il personale. Certo, partiamo da una buona notizia. La buona notizia è che la casa di riposo di Montecchio La Pieve finalmente non c'è più nessun positivo ed è stata una di quelle colpite anche in maniera molto pesante, lasciando diciamo diversi anziani purtroppo deceduti, almeno una sessantina, quindi è stato molto pesante per quella casa di riposo, ma il problema è un altro. Purtroppo la notizia negativa è che mancano infermieri, mancano OS. C'è proprio un appello delle case di riposo alla ricerca appunto di personale che possa proprio lavorare anche da un punto di vista proprio Covid, accudire gli anziani e aiutare appunto gli anziani delle case di riposo. Purtroppo ne mancano, soprattutto la Valle dell'Agno che ha ben 8 case di riposo. È in forte sofferenza al riguardo e stanno lanciando questo appello nella speranza di trovare personale appunto che vada, tra l'altro personale che è già difficile da reperire complessivamente in tutta Italia in realtà, ma in questo momento in modo particolare c'è un fuggi anche forse un po' per la paura ovviamente di lavorare in una situazione di forte stress, di forte rischio, perché sappiamo che gli anziani purtroppo e soprattutto le case di riposo il Covid le ha martoriate, quindi chiaramente c'è questa preoccupazione. L'appello è lanciato, stasera nel telegiornale avremo appunto l'intervista che ci spiegherà anche meglio quali sono le necessità ovviamente in questo momento e di quali sono le categorie, infermieri, ma magari sai c'è bisogno di qualche specializzazione, qualche cosa che dia Certo. un po' di respiro alle strutture. Eh sì, c'è bisogno, insomma, è un settore dove certo si è anche un po' più a rischio, ma dove c'è davvero Certo. bisogno. Allora, grazie a Gabriella Basso, la redazione di Vicenza, buon lavoro, buona giornata. Grazie ancora e noi siamo alla seconda pausa pubblicitaria, a tra pochissimo. Pochi minuti al collegamento con Marghera per la conferenza stampa odierna del Presidente della Regione Luca Zaia. Domani è la festa della Madonna della Salute. Quanto bisogno c'è di salute di questi tempi? Allora, in vista della festa, in esclusiva una lunga intervista, di cui proponiamo una sintesi, al Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia. Termine della celebrazione andremo sul sagrato di fronte all'icona della Madonna della Salute e ci sarà la benedizione della città, ma prima l'affidamento e la preghiera mariana dell'Angelus. Sarà un momento molto importante, io spero anche toccante, perché riusciremo ad arrivare in tutto il patriarcato, dato che la gente non ha potuto confluire nella basilica, a Punta della Dogana, attraverso il suono delle campane. In una lunga intervista esclusiva concessa alle nostre emittenti, il Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, rivela quello che sarà forse il momento più toccante della ormai vicina festa della Madonna della Salute, sabato 21 novembre a Venezia. Sarà una festa inusuale che ci riporterà proprio alle origini della festa della Madonna della Salute, perché viviamo una situazione distante nel tempo, 4 secoli, ma nello stesso tempo molto vicino come realtà che il popolo veneziano torna a vivere. Quindi ritornare alle origini, alle radici. Il pontificale, presieduto dal Patriarca, sarà trasmesso in diretta da Antenna 3 a partire dalle ore 11. La giornata in genere molto affollata di pellegrinaggio da tutto il Veneto, possiamo dire,
dovrà essere ritmata secondo le contingenze che la legge ci chiede e noi vogliamo ottemperare in modo convinto. Allora non ci sarà la messa ogni ora come era abitudine, ma ci saranno solo 3 messe nella intera giornata. E dunque, quella del Patriarca domani ore 11 su Antenna 3, canale 13. Qui su Rete Veneta invece dalle 10:30 domani la diretta, sempre nella ricorrenza della Madonna della Salute, dalla chiesa di San Vito, quindi domani mattina una ulteriore diretta straordinaria anche qui sul canale 18. Allora, in attesa del collegamento con Marghera, vi do notizia di un incendio. Sono intervenuti stamattina alle 8:45 vigili del fuoco in via Pigna a Rosà, una villetta disposta su 2 livelli. Nessuna persona è rimasta ferita. L'incendio ha interessato un laboratorio di hobbistica nel seminterrato dell'abitazione. Le fiamme hanno prodotto il distacco delle malte, del solaio, interessando anche i laterizi. Danneggiato l'impianto elettrico, alcuni infissi, danni da fumo anche all'esterno dell'abitazione, come si può vedere. Sul posto appunto le squadre dei vigili del fuoco, tecnico comunale e carabinieri. Le cause potrebbero essere legate alla presenza di una stufa a pellet, ma su questo stanno indagando i vigili del fuoco. L'intervento appunto poco prima delle 9 questa mattina, poi sono seguite le operazioni di messa in sicurezza dell'abitazione da parte delle squadre dei vigili del fuoco. Allora, con la nostra finestra aperta su Marghera, restiamo in attesa dell'arrivo del presidente della regione Zaia. Allora, dicevo prima dei ricoveri negli ospedali, insomma è una degli indicatori più critici della situazione. C'è tornato anche ieri il presidente, perché siamo a ben oltre 2.500 ricoveri complessivamente solo per Covid, tra area non critica e terapia intensiva, quindi gli ospedali sono certamente sotto pressione. Prima la collega Gabriella Basso da Vicenza ci parlava anche delle difficoltà a reperire infermieri e operatori sociosanitari per le RSA, che a loro volta sono rimasti contagiati in quelle strutture. Allora, scorriamo velocemente la tabella, l'aggiornamento di ieri in attesa degli ultimi dati di questa mattina. 132 ricoverati in area non critica all'azienda ospedaliera di Padova, 20 in terapia intensiva, mentre a Verona, Borgo Roma 93 e più 3, e a Borgo Trento 71 più 25, e poi appunto si scorre l'ordine in base alle ULS. Belluno 64 non critici, 4 in terapia intensiva, Feltre 36 più 3, Agordo 3 più 0, poi ULS 2 Marca Trevigiana, Cafoncello di Treviso 105 in area non critica, 16 in terapia intensiva, Oderzo 20 più 0, Conegliano 15 più 2, Vittorio Veneto 109 più 8, vedete che si tratta di numeri importanti che influiscono evidentemente anche sugli altri reparti. A Castelfranco 0 in area non critica, 2 in terapia intensiva. Montebelluna, il San Valentino, è un altro degli ospedali sotto pressione, 117 ricoveri in area non critica, 6 in terapia intensiva. Al San Camillo a Treviso 37 più 0, e poi a Motta di Livenza 20 più 0. L'area veneziana, Mestre, ospedale all'Angelo 64 più 12. Venezia, Santi Giovanni e Paolo 41 più 4. A Mirano 8 più 6. A Dolo 128 più 13. Ospedale di Chioggia 11 più 1, e poi Villa Salus a Mestre 47 più 0, il Fattebene Fratelli 1 più 0, a Jesolo 39 più 12, San Donà di Piave, siamo già con Jesolo appunto nel Veneto orientale, 1 più 1, Portogruaro uguale, Casa di Cura Rizzola 1 più 0, e poi Rovigo 8 in area non critica, 0 in terapia intensiva, 385 più 9. Casa di Cura Madonna della Salute Portoviro 1 più 0, e poi siamo nel Padovano, Schiavonia 110 più 16, i numeri evidentemente sono proporzionali anche alle dimensioni dell'ospedale. Piove di Sacco 24 più 5, Cittadella 54 più 6, Campo San Piero 23 più 5, siamo nel Vicentino ULS 7,
Sant'Orso 144 più 15, Bassano 25 più 3, Asiago 7 più 0 per l'ULSS 7, poi l'ULSS 8, Vicenza San Bortolo 112 più 18, Noventa Vicentina 41 più 0, Arzignano 1 più 0, Valdagno 53 più 0, Casa di Cura e Retenia di Vicenza 4 più 0, nel Veronese Legnago 65 più 8, San Bonifacio 30 più 14, Villafranca 88 più 15, Marzana 3 più 0, Bussolengo 20 più 0, Bovolone 4 più 0, per chiudere con il Don Calabria di Negrar 62 più 6, il Pederzoli di Peschiera del Gadda 29 più 5, totale appunto 2276 in area non critica, 290 in terapia intensiva. Le oscillazioni continuano, purtroppo continuano verso l'alto. Siamo ancora in attesa, c'è qualche minuto di ritardo in più rispetto al solito per l'intervento e l'arrivo del presidente Luca Zaia. Di solito con lui ci sono anche gli assessori alla protezione civile Bottacin e alla sanità Manuela Lanzarini, eventualmente qualche tecnico come è successo nei giorni scorsi. Provo a mostrarvi allora nel frattempo le curve. Adesso le troviamo. Eccoci qua, allora questa è la curva dei deceduti in Veneto da metà luglio a ieri sera praticamente. Salita che non è mai smessa, ha cominciato a accelerare appunto dal mese di ottobre, ma sappiamo che questo dato cresce dopo rispetto agli altri. Ci siamo, Zaia in arrivo, quindi linea a Marghera. Tengo su a casa meglio. Buongiorno, direi di passare subito al bollettino. Totale tamponi 2.640.000, 7,34. Tamponi rapidi 703.000, 663. I positivi sono 116.000, 156, più 3.468. In isolamento abbiamo 38.655 persone. I ricoverati sono 2.294, più 52, e le terapie intensive 286 meno 10. I dimessi 6.147, più 95. Totale dei morti 3.123. Guardate, nelle considerazioni 66 morti in più nelle ultime 24 ore. Nelle considerazioni che abbiamo fatto stamattina, nelle riunioni che abbiamo avuto, in particolar modo quella con i direttori generali, ne viene fuori su una sostanziale tenuta sul fronte delle terapie intensive, vedete, se non con qualche criticità nel Veronese. Terapia intensiva hanno meno 10 oggi, per carità sarà pure un dato anomalo, però è pur vero che il trend non è quello di forte crescita, ma un trend di una leggera crescita, addirittura con dei giorni come quello di oggi dove abbiamo un meno 10. Tant'è vero che le fasce guadagnate come criticità, voi sapete che noi abbiamo le 5 fasce, vengono ovviamente toccate per gli aspetti dei ricoveri e non delle terapie intensive. Diciamo che l'elemento di governo, il tracciante, definiamolo così, nella prima fase, quella di febbraio 2020,
era rappresentata da terapia intensiva, non si discuteva, cioè la terapia intensiva dettava legge, tanto è vero che noi dopo un mese avevamo già 356 terapie intensive attivate, oggi vedete che ancora non siamo alle 300. Queste curve hanno andamenti di 3-4 mesi, quindi si va dai 90 ai 120 giorni, nei casi diciamo dove c'è stata più tenuta dell'andamento della gaussiana, della curva a campana classica, no? L'inizio, l'impennarsi della curva rispetto alle terapie intensive piuttosto che ai contagiati e poi giù. E abbiamo in area critica, in area 5 abbiamo delle realtà che ci sono entrate, tipo ad esempio una è Treviso, ma non solo, Verona un'altra, però comunque con una sostanziale tenuta del sistema, nel senso che per noi sostanziale tenuta del sistema, ve lo voglio sottolineare, non significa solo gestione dei Covid, anche una gestione parallela di quegli 8.000 pazienti non Covid. Quindi fondamentalmente oggi siamo nella condizione di dire di avere una situazione sotto controllo. Ringrazio veramente di cuore tutti gli operatori perché sono chiamati a sforzi assolutamente importanti, prove sia insomma, che abbiamo le terapie intensive sicuramente interessate sotto pressione, anche perché vi ricordo che a differenza della prima fase, ve l'ho detto anche ieri, non avendo un lockdown totale, noi abbiamo anche i politraumatizzati, abbiamo gli incidenti che pesano sulle terapie intensive e quindi verosimilmente oggi abbiamo almeno 600 persone in terapia intensiva in Veneto, cosa che mediamente non abbiamo mai perché ne abbiamo mediamente 300. Vi ricordo che le terapie di base del Veneto sono 494, o meglio erano 494 perché anche dismettendo diciamo quelle dedicate ai Covid estremi, comunque ne resteranno molte di più di terapie intensive ordinarie. E abbiamo sicuramente anche da ringraziare tutti coloro che si occupano della degenza dell'area non critica. È una degenza che parla di malattie infettive, che parla di subintensive, che parla di medicine, soprattutto di pneumologia, dove abbiamo un sacco di pazienti. Se c'è un dato che si può evidenziare è quello che gli prese in carico nelle terapie intensive hanno visto un innalzamento dell'età degli over 70 e questo innalzamento dell'età ci fa ovviamente pensare, verosimilmente dal punto di vista clinico, che la durata della permanenza nelle terapie intensive sarà un po' più importante. Questo ci permetterà purtroppo non ci permetterà purtroppo di avere turnover più rapidi nel carico e scarico delle terapie intensive. Sostanzialmente, se oggi dovesse descrivere la situazione venerdì, il venerdì è il giorno dei colori, no? Il giorno dell'arcobaleno, e io dico che per noi, per i numeri che abbiamo, per la sensazione che abbiamo e per il clima di gestione e il polso della gestione che abbiamo, per noi non è cambiato nulla rispetto all'altro venerdì. Poi non so l'algoritmo come giri, però dire che sia peggiorata la situazione rispetto alla scorsa settimana, decisamente no. A noi risulta anche che il nostro RT, da calcoli nostri, in casa, siamo rispettosi dei calcoli che faranno con il cervellone, sia di un RT che comunque sia anche sensibilmente calato. Guardate, l'RT è una roba infernale perché poi è legato a molti fattori che spesso, pensate solo al tema dei tamponi, no? Noi facciamo una marea di tamponi e quindi abbiamo la possibilità anche di dire che anche in questa occasione non sarebbe male che finalmente ci fosse la sommatoria tra tamponi rapidi e molecolari, e questo per noi è fondamentale. Ho parlato 2 o 3 volte anche ieri con il professor Silvio Brusaferro dell'ISS, ho avuto incontro importante ieri con i colleghi presidenti alla presenza sempre del professor Brusaferro, ma soprattutto del ministro Speranza e del ministro Boccia. Abbiamo parlato ovviamente di un sacco di argomenti, tra i quali anche di questi temi dei tamponi,
e direi insomma che si sta facendo un bel lavoro, quindi grazie a tutti quelli che stanno lavorando. I cittadini hanno bisogno di stabilità, hanno bisogno di certezze. Di certo una certezza ce l'abbiamo in Veneto, la macchina sanità sta rispondendo bene. Io l'altra volta ho detto consideriamola un'esercitazione, è un'esercitazione pesante ma è un'esercitazione. Volevo ricordarvi che è stato fatto un bel lavoro da parte degli MMG e in particolar modo voglio dirvi che dei 3.150, poi vi darò una bella tabella che mi ha preparato l'assessore Lanzarin, dei 3.150 medici di base che... 3.007 medici di base, dei 3.007, 1.618 fanno tamponi. Quindi non era proprio un'eresia pensare che si potesse fare un bel accordo e un bel percorso con i medici di base. No, lo dico perché quando iniziai a parlarne, in tempi non sospetti, sembrava quasi blasfemo. Oggi quasi il 59% di medici di base fa tamponi e ne fa giornalmente 2.319. Nelle diverse modalità, drive-in, presso l'ambulatorio, presso strutture comunali, però li fanno e quindi ringrazio i medici di base per aver ovviamente affrontato questo tema, che è un tema per noi importante, è un tema che ci permette di trovare ancora positivi, di fare screening, fare tracciamento, ma soprattutto voglio dirvi di aver dimostrato che il network territoriale da qui da noi funziona. Voi sapete che l'accordo funziona in questa maniera, allora lo dico a tutti, no? Perché c'è sempre questa storia, c'è anche l'altro giorno una lettera, ma lei non doveva obbligare, cioè io non ho obbligato nessuno. Voglio ricordarvi che i medici di base stanno facendo questa attività perché hanno deciso di fermare un accordo, modificare il loro contratto nazionale. È come se Landini andasse a firmare l'accordo per i metalmeccanici e poi qualcuno andasse dal padrone della fabbrica, dall'imprenditore, a dire ma no, ma tu non puoi fargli fare queste ore giornaliere di lavoro o non puoi applicare questo mansionale. Scusate, ho firmato un accordo nazionale, cosa volete che vi dica? E l'accordo prevede 18 euro a tampone per ogni tampone che il medico di base fa e 12 euro se lo fa fuori dal suo ambulatorio. In più prevede, in virtù di un accordo anche regionale, indennità per l'infermiere. I dispositivi, ovviamente mascherine, guanti, camicie, tutte queste robe sono ovviamente anche queste comprese nell'accordo a carico del pubblico. Quell'accordo nazionale, che è di circa 30 milioni di euro, è stato fatto con i soldi delle regioni, non dello Stato, perché ho visto che c'è un po' di confusione su questo tema, con i soldi delle regioni. È un accordo dove si è pescato dal budget delle regioni, però se voi fate, questo è un accordo che ha fatto il ministro ovviamente, no? Se voi fate un calcolo veloce ne viene fuori che più o meno questo accordo garantisce ad ogni medico di base italiano la possibilità di avere 30 tamponi, una trentina di tamponi. Cioè vuol dire che fatti 30 tamponi è finito il budget. Allora noi abbiamo già stanziato un paio di milioni di euro per dare altri 100.000 tamponi ai nostri medici di base, per riuscire ad esaurire almeno questa fase fino a dicembre. Dopodiché, vi dico in tutta sincerità, noi non abbiamo forza per andare avanti a 18 euro a tampone, lo sanno già, troveremo un altro accordo, penso che loro siano fondamentali in questa partita, anche perché se andiamo a regime ogni mutuato potrà tranquillamente rivolgersi al suo medico di base. Non sono pochi il 59% di medici che fanno tamponi, cioè vuol dire che chi ha un problema sente il suo medico e ha una possibilità su due di avere un medico che dice faccio il tampone, te lo faccio io. A questo punto dobbiamo fargli trovare il tampone al medico. Considerate che anche il tampone viene dato da noi, cioè anche l'hardware
lo stecco col reattivo e tutto, quindi il medico presta l'opera, cioè presta l'opera professionale di eseguire il tampone e di verificarne la positività. Stiamo andando avanti e chiudo col tema dei veterinari, mi attendo una risposta dal governo, farà sorridere, però come si dice, c'è un vecchio detto, dice in guerra, cioè adesso evitiamo di citare le guerre, cioè noi, come si può dire, non andiamo allo scambio di prigionieri, sappiamo che nelle emergenze, no? Bisogna approfittare di tutte le opportunità, e penso che il tema dei tamponi in un paese dove si complica tutto, l'ho ricordato anche in altre occasioni, no? Pensate che una volta l'iniezione, chi la faceva? Adesso saranno tutte le categorie che mi denunceranno e scriveranno domani mattina. Una volta l'iniezione chi la faceva? Il vicino di casa. Vi ricordate la siringa di vetro col contenitore di acciaio che si faceva bollire? Adesso i ragazzi diranno: cosa sta parlando sto qua? Boh, ma perché voglio dirvi questo? Perché comunque c'era una forma di solidarietà sociale, no? Adesso per fare un'iniezione fa un fiaga o una laurea. Così funziona. Ma dico, se fossimo in uno scenario di catastrofe totale, secondo voi possiamo stare lì a chiedere l'abilitazione? Allora dico, ci sono dei modelli gestionali che possono essere rispettosi della sicurezza, rispettosi delle qualifiche, ma che possono anche pensare, ad esempio, che rispetto al fatto della manovra del tampone si possa fare dopo un addestramento a molto personale sanitario, ad esempio. Quindi per questo io mi sono permesso di dire valutiamo i veterinari, e abbiamo scritto anche per i dentisti. Cioè non è che siamo di fronte a delle persone che sono avulse da questo mondo, sono persone che peraltro per i loro pazienti fanno i tamponi. E per me è fondamentale dire che bisogna fare rete e far squadra. Noi veneti abbiamo sempre vinto le battaglie perché abbiamo fatto squadra, e questo è un modo di far squadra, non di sminuire le professionalità, figuriamoci. I medici sono i medici, i veterinari sono i veterinari, però nel momento dell'emergenza io non dimenticherò mai che nella prima fase ci sono stati ospedali in giro per l'Italia che arruolavano anche gli oculisti per seguire i pazienti Covid. Inutile che facciano finta di non saperlo. E ci sono anche oggi, in questo momento, spot in televisione per l'arruolamento di medici a prescindere. Vi ricordate i dibattiti che facevano contro di noi perché noi dicevamo magari il medico è già laureato, per cui valutiamolo come medico? No, ma ci vuole l'abilitazione, ma la specializzazione, certo ci vuole tutto, ma possiamo dire che è un medico oppure no? È un medico, infatti può fare le guardie mediche, anche se non è specializzato, e allora vuol dire che è un medico laureato in medicina e chirurgia. Mi ricordo quell'estate il dibattito che sembrava blasfemia, come bestemmiare in chiesa, ma poi alla fine abbiamo avuto ragione anche su quel fronte. Io non aggiungo altro, ragazzi, se avete domande. Vanzan, Giacomuzzo, Marchiori, Bonet, Salmaso. Presidente, buongiorno. Buongiorno. Ci può spiegare bene cosa è successo ieri nell'incontro con i governatori e i due ministri a proposito dei ristori per le regioni che hanno introdotto ordinanze e quindi ulteriori prescrizioni rispetto a quelle introdotte dal governo? Ma sai, io ho sostanzialmente portato sia in maniera formale ieri che informale nei giorni precedenti l'istanza dei territori che hanno adottato provvedimenti restrittivi che non sono provvedimenti governativi. Voi ricordate che è stato detto fin dal primo giorno, presentando il decreto legge che prevedeva la possibilità per il governatore di adottare provvedimenti restrittivi, mi ricordo le parole del Presidente del Consiglio che diceva comunque saranno accompagnati da misure di sostegno, di ristoro. Questa fu la frase, no? Ma questa è sempre stata l'intesa. Non avendo mai avuto dubbio su questo, e non essendo nella prima fase nella quale comunque intanto facevamo e dopo vedevamo, io ho sempre dato per scontato che ogni azione restrittiva fatta ad esempio dal sottoscritto, dal collega Bonaccini, dal collega Fedriga, dal collega Marsiglio, dal collega
del collega Fontana, del collega del Piemonte, non mi viene, grazie, Cirio, scusate. È ovvio che non essendo provvedimenti nazionali, ma sono tutti d'intesa col Ministro della Salute, è giusto che abbiano una copertura. Ieri il Governo ha rassicurato sul fatto che comunque le coperture ci saranno di natura finanziaria, è giusto che i ristori ci siano. La nostra ordinanza a livello regionale pesa sul fatto, ad esempio, che i negozi sono chiusi fine settimana, scusatemi, sono chiusi la domenica. E poi ci sono le medie strutture di vendita che sono chiuse il sabato e la domenica perché il governo aveva chiuso col DPCM solo i centri commerciali. Penso che qui sia doveroso che ci sia un ristoro. Poi mi è stato detto, ma sai, difficile poi calcolarlo perché un giorno, vabbè, farete quello che fate per tutti, lo dividerete per 30 e lo moltiplicate per 1. Cioè, non è che se sono 2 giorni lo moltiplicate per 2, cioè, questa è la formula più banale, poi ce ne sono altre 100.000 magari più intelligenti di quella banale, ma comunque la rassicurazione ci è stata data formalmente. C'è anche una quantificazione di No. quante potrebbero essere? No, nel senso che immagino lo faranno sempre con la modalità Agenzia delle Entrate, IBAN, però sapete, non avendo noi il governo di quella parte di infrastruttura, diciamo, pubblica, non ve lo so dire. Però guardate, ieri non c'è stata la minima ombra di dubbio di accogliere questa istanza. Sempre a proposito dei ristori, alcune regioni hanno stabilito hanno approvato dei provvedimenti, delle delibere, penso alla Lombardia oppure anche alla Liguria che ha previsto un bonus spesa, degli sconti per gli anziani che vanno a fare la spesa in determinate fasce orarie, o addirittura il taxi gratis per gli anziani in modo da evitare gli assembramenti sui mezzi di trasporto pubblico. Il Veneto ha in mente qualche provvedimento di questo genere? Al momento analogo? no. Al momento no, perché vogliamo che se facciamo interventi non siano sperequativi, nel senso che bisogna che siano rispettosi di tutti i cittadini, e dall'altro ricordo che siamo l'unica regione che non applica tasse, cioè noi non preleviamo ogni anno 1.179 milioni di euro dalle tasche dei veneti. E a volte mi chiama qualcuno e dice no, ma sai, quella regione ha messo 2 milioni sull'abbattimento di bolli auto. Sì, noi non ne preleviamo 1.170 dalle tasche dei veneti, che più o meno hanno tutti un'auto, fai conto, metto i 2 milioni o non prelevo il mio 1.100.000. Penso che sia più conveniente per noi cittadini non prelevare tasse. Giacomuzzo. Buongiorno Presidente. Ciao. Per quanto riguarda la fase di allerta 5, quindi parliamo di sanità, due province sono già entrate, il resto della regione che tempi ha per diventare tutta fascia, quindi 5, oppure se avete già cominciato a mettervi in preallerta? Ma è variegata la situazione, è variegata, però devo dire che c'è Rovigo, che è una storia a sé, per dire, no? Rovigo, come nella prima fase, forse perché meno metropolitana come area rispetto ad altre aree del Veneto, però è pur vero che il bellunese ha avuto... Allora noi abbiamo dei casi, no? Il bellunese, pensate a Auronzo, tanto per citarne uno, o il Comelico, dove abbiamo avuto dei piccoli cluster, no? dei piccoli focolai, diciamo un po' più importanti. Oppure Valdagno, la Valle dell'Agno, altra esperienza delle tue zone. Per dire, allora, se è vero che l'area metropolitana è più esposta, perché comunque la movimentazione, le relazioni sociali, i mezzi di trasporto, insomma tutto quello che può creare relazione e trasmissione, dall'altro è pur vero che luoghi isolati stranamente hanno fatto partire dei cluster, però poi magari riguardano le contrade, ad esempio, no? Nella Valle dell'Agno le contrade sono state uno degli esempi. Perché magari dove c'è meno distanziamento sociale c'è più, come si può dire, c'è più comunità, no? Allora, Rovigo sarà quella che se c'entra da ultima. Le altre sono tutte un po' in area 4, diciamo, precoce, piuttosto che qualcuna area 4 matura, però di area 5, diciamo, importante ingresso sono queste che vi ho detto, no? 3. C'è anche Vicenza, sì. non Sì, anche, scusate, anche Vicenza con l'area non critica in area 5, appena all'inizio. Questo
Sì, sì. Treviso è rosso, sì. Sì, Solo sì. per l'area non critica. Sempre per l'area non critica. E anche Verona. Sì. Questa seconda fase è la fase dei ricoveri non critici, cioè non terapia intensiva. Però non è che c'è da far festa, cioè vuol dire cure intensive, perché vuol dire essere presenti, terapie importanti, non è un paziente normale il paziente Covid. Per quanto riguarda invece il giallo sui tamponi rapidi e tamponi molecolari, ha novità? Si continua con il piano sanitario pubblico vostro del fine ottobre, per cui ai sanitari test rapidi e mi segnalavano ieri al paziente che deve entrare in ospedale invece si fa il molecolare. Si continua intanto con questo tipo di modalità e per quanto tempo, insomma, lei si aspetta una modifica breve, una risposta breve dal CTS nazionale? Ma guardate, partiamo da un presupposto, che l'istanza presentata da illustrissimi professionisti del Veneto, che sono fra l'altro le persone che noi abbiamo scelto come nostri consulenti, è un'istanza assolutamente comprensibile, no? Alla luce di tutto il dibattito che c'è stato, questo ve l'ho detto anche ieri, nessuna lesa maestà. E va un po' supportata dal punto di vista scientifico, perché poi alla fine sono 4 righe scarne che magari hanno come obiettivo quello di chiedere informazioni, no? di iniziare una valutazione all'interno del CTS, e ci sta fino in fondo. E dico anche che il tema dei tamponi rapidi è un tema ormai solido a livello internazionale. Io non sono uno scienziato, non sono un esperto, ma leggo quello che scrivono gli scienziati e gli esperti. C'è letteratura da vendere, ce n'è tanta di letteratura scientifica sui tamponi rapidi, anche perché li trovi dappertutto. Paesi che fanno tamponi rapidi in maniera importante come noi sono la Germania, la Gran Bretagna, la Spagna, la Francia, gli Stati Uniti. Cioè il tampone rapido, per un ovvio motivo, non è solo il tema della praticità, ma è rappresentato dal tema anche di avere subito un esito che ci permette di non attendere 3 o 4 giorni, magari di avere una persona che nel frattempo in attesa si muove, circola. E se poi ci pensate, diciamola fino in fondo, il dibattito dove sta? Sta sul fatto che il tampone rapido parte da un presupposto, da un'affidabilità al 99%, oltre il 90%, ma si va certificata, partendo da un presupposto che oltre un numero di CT, oltre a una carica virale, non si considera più importante l'indagare, e quindi l'affidabilità oltre a quella carica comincia a decrescere. Ciò vuol dire che se tu sei tanto infettante ti becca, man mano discende la tua possibilità di infettare, il tampone rapido comincia ad essere meno affidabile. Ma questo è scritto, non è una scoperta di qualcuno che va in giro col foglietto. Il punto di riferimento quanti sono? 33 CT, c'è scritto nella certificazione. Cioè dà un'affidabilità quasi totale come molecolare fino a 33. Uno dice, vabbè, e se io ho il virus oltre 33? Il dibattito tra scienziati è che poi comincia a diventare carica virale bassa e comunque pezzi di virus. Detto questo, dall'altra parte, scusami, finisco, c'è un altro aspetto che nessuno mai evidenzia. Prendiamo il Veneto, facciamo un ragionamento. Noi facciamo 53.000 tamponi l'altro giorno, no? 17.000 molecolari, 33.000 quanti erano? 38.000, 39, 36.000 rapidi. Una giornata da 3.400 positivi. I 37.000 rapidi si sono portati a casa, ma a farla proprio piccola, almeno 2.500 positivi. Che non avremmo mai trovato. Quanti ne abbiamo persi? 5, 6, 10 per il tema dei CT, dell'affidabilità, ma ne abbiamo portati a casa 2.500, perché noi non è
che possiamo sostituire tutti i tamponi rapidi con i molecolari. Non ce la facciamo. Io gli ho letti tutti i progetti che sono stati presentati. I progetti presentati dicono 350.000 tamponi al giorno in Italia, e la ricaduta, ma a regime che funzioni tutto, non ora, la ricaduta per noi sono 2.600-2.700 tamponi. Comunque non beccheremo 2.000 positivi. Questa è una valutazione che mai nessuno fa. Cioè stiamo discutendo dell'eventuale falso negativo per quote basse e non discutiamo del fatto che nel frattempo la rete mi pesca a strascico una montagna di positivi che mai troverei. Questa è una valutazione proprio statistica. Allora io non sono scienziato, ma la statistica l'ho fatta all'università e questa è una delle regole classiche, cioè è la logica dei numeri. Sarà cruda, brutta, ma è così. In sanità pubblica non interessa raccogliere più positivi possibile, no, star lì. Ovvio che lo scienziato giustamente fa le sue considerazioni che sono più raffinate delle mie, ma io 2.500 positivi non li troverei mai al giorno. No, ma infatti, ma io credo, mi permetto di farvi capire che il fulcro e l'obiettivo della lettera non sia tanto quello dell'invalidare il test come modalità, sì. ma è proprio quello di dire noi che siamo nelle prime linee, che non possiamo permetterci di ammalarci, altrimenti chi ci cura tutti, di ritornare alla modalità precedente che c'era fino a fine ottobre, cioè il molecolare ogni 8 giorni. Ma è giusto? Allora, intanto il molecolare, intanto cominciamo col dire una roba, che lo screening negli ospedali l'abbiamo introdotto noi. Vi è chiaro a tutti, prima fase, no, perché adesso qua viene fuori che Gesù bambino, cioè non è proprio così. No, ma io vorrei ricordarlo però. Vorrei ricordarlo, ma non ai prof che hanno firmato, che hanno tutta la mia stima, ma ve lo dico veramente tutta la mia stima, fra l'altro ne ho anche sentiti. Ma siccome qua mi rendo conto che facciamo le robe in maniera virtuosa, dopo viene qualcuno, magari un sindacato, a spiegarci cosa dobbiamo fare. I piani di screening per il personale degli ospedali e dell'RSA lo abbiamo portato noi a marzo. E altresì abbiamo deciso che per chi è in prima linea di farlo ogni 7 giorni, non ogni 20 giorni. Sono 60.000 persone dell'RSA e sono 54.000 dipendenti della sanità. Allora, il testo dell'Istituto Superiore della Sanità dice prima scelta tampone molecolare per lo screening, occhio che le parole hanno un senso in questo mondo, per lo screening del personale sanitario o tampone rapido. Quindi non c'è nulla di improprio. Dopodiché, se qualcuno pone delle altre questioni, è giusto che vengano approfondite. Però dico anche che l'ACDC ha dichiarato che per la lettura in doppio, cioè per la conferma della positività, e diventerà, vedrete, norma a ore anche in Italia, perché sarà inevitabile, il test antigenico quando è positivo tu lo devi fare confermare da un molecolare. Dice sopra 10 di valore non si conferma più, vuol dire che 9 tamponi rapidi su 10 non avranno più la conferma del molecolare. È un valore dell'antigenico. Ma è rapido ti dà anche la quantità di C'è un valore di calcolo, adesso non fatemelo spiegare, c'è un valore che c'è questo riferimento 10, non sono in grado di spiegarlo, parla di un parametro, però mi si dice che il parametro vuol dire almeno 9 tamponi su 10, ma non voglio neanche parlare di queste robe tecniche, dico che questo è il mondo. E anche sul test fai da te, lasciatemelo dire, ve l'ho già detto ieri, gli Stati Uniti 2 giorni fa hanno approvato un test fai da te che si chiama Lucira, andatevi a guardare, Lucira si chiama, faccio pubblicità anche di roba che non so neanche, Lucira, FDA, cioè l'FDA, cioè non è il club della scopa, tosati, cioè è colei che autorizza i farmaci e i dispositivi per tutti gli Stati Uniti.
Il governo italiano, su nostra sollecitazione, ha adottato un mese fa una norma per cui tutti i prodotti che vengono dai paesi G7 non hanno bisogno di validazione in Italia. Allora, vedo un dibattito che a volte sembra lunare su queste innovazioni che noi cerchiamo di portare, tipo il test fai da te, e dall'altro può arrivarmi un container, un cargo di fai da te dagli Stati Uniti, certificati FDA, e iniziano a venderlo. Cioè, allora, dopo lamentiamoci perché abbiamo la fuga dei cervelli, perché arriviamo sempre ultimi dappertutto. Cioè, sono stato chiaro, cioè, domani mattina può venire uno con cargo pieno dei fai da te degli Stati Uniti e chiedo di essere smentito, può venderli perché noi abbiamo una norma in Italia che precisa che l'autorizzato in un paese del G7 va bene per l'Italia. L'abbiamo fatto per evitare, quando avevamo avuto i tamponi rapidi abbiamo dovuto fare le prove, Rigoli fece i famosi 11.000 tamponi, mandò, e si dice ma che senso ha che questi tamponi qua sono già autorizzati in giro per il mondo? E allora ne venne fuori che scelsero solo i paesi G7, quindi esclusero la Cina, esclusero i paesi grandi produttori e rimase il gruppo G7. Questa è la storia. Allora, non esiste il partito dei tamponi rapidi e dei tamponi molecolari, non è una battaglia tra Guelfi e Ghibellini, tra analogico e digitale, tra Medioevo e Rinascimento, esiste solo il buon senso di riuscire a dare a curare i cittadini. Io faccio i tamponi rapidi comunque, che sia chiaro. Io ho in lista Marchiori, Bonet e Salmaso e Nuovo Terraglio si aggiunge ora. Sì, buongiorno Presidente. Un chiarimento Buongiorno. riguardo quanto ha detto prima sull'accordo con i medici di base, ovvero ha detto dalla Regione adesso ne arriveranno 100.000, però poi quando termineranno non possiamo più sostenere il costo dei 18 euro, eccetera, e che eventualmente si rivedrà l'accordo, ma ci sono già delle idee in quel senso? Sì, guardate che questa non è una sorpresa, con i medici abbiamo già parlato. Quindi Abbiamo ci state già lavorando? Sì, abbiamo fatto questo blocco di 100.000. Non escludo che a livello nazionale magari si decida di sostenere questa iniziativa, e nulla osta, ma il tema è un tema di bilancio. Cioè, Anche perché lui ha detto che ne arrivano 10 milioni da distribuire. sono 10 milioni di tamponi, mi ricordo, ma sono 10 milioni per 18 euro, insomma, fate voi, insomma. Sono 180 milioni di euro, per capirci. Ok, poi non ne è chiara una cosa. All'inizio lei ha detto che il 59% dei medici effettua i tamponi. Se non erro, lei all'inizio aveva detto che tutti i medici dovevano mettersi a disposizione. Forse qui mi è sfuggito qualche passaggio, però i restanti medici che non li fanno? Beh, sicuramente si stanno attrezzando, considerate che stiamo crescendo di giorno dopo giorno, perché alcuni non possono farlo nel loro ambulatorio, quindi attendono l'ufficio comunale, altri hanno chiesto di poter partecipare nei drive-in, altri chiedono di avere magari l'aiuto della protezione civile. Ovvio che guardate che comunque il tema del medico che non lo fa, cioè noi lo facciamo consuntivo perché poi vediamo chi li ha fatti e chi non li ha fatti. Ah, ok, quindi chi non lo sta... L'adesione, quelli che li fanno effettivamente oggi sono... L'adesione è 92%, chi li fa effettivamente oggi sono 59%. Ok, quindi chi non lo sta facendo è perché sta attendendo eventuali... Guardate, non criminalizziamo nessuno, Ok. alla fine faremo una contabilità quando non avremo più il problema del virus e le carte sono carte e noi sappiamo chi abbiamo dato i tamponi e se sono stati fatti o no, ma poi lo vediamo nelle prescrizioni, da tutto. Ok, va bene. Poi, mentre nel corso della conferenza ci ha scritto un'infermiera di Legnago, lavora in area non critica, lei dice che la situazione da loro non è così sotto controllo perché si trovano ad esempio ad essere 13 infermiere turniste in 5 contagiate, eppure lavorano con tutti i DP del caso, lei scrive siamo tutti bardati, però fanno dei turni massacranti e non reggono il peso, dice manca proprio il personale. Come facciamo? Come la risolviamo? Fa il sindacalista? No, sto riportando quello che c'è. No, C'è dicevo... scritto proprio nel corso della conferenza. No, ma guardate, a Bianchiaro non a caso li ho ringraziati.
Questi sono i momenti nei quali si va sotto pressione e purtroppo è così, lo è anche quando la sera, è un brutto esempio da fare perché la pressione sanitaria e quello che stanno vivendo i nostri sanitari è una roba estrema, però lo è quando la sera avete chiuso il giornale e arriva che so, la catastrofe, dovete riscrivere il giornale in pochi minuti purtroppo la sanità in questo momento è toccato la sanità che c'è questa pressione paurosa, come accade quando arriva un'alluvione che la protezione civile si ritrova per giorni in mezzo all'acqua e non torna a casa, è così, ma noi lo sappiamo, magari avessimo personale da dare, non ce n'è, guardate, ieri l'assessore aveva un numero, abbiamo tentato anche di contattare delle agenzie che hanno, sembrava, infermieri a partita IVA. Non se ne trovano, non c'è nulla sul mercato. Se ne avete, fatecelo sapere. Ma siamo coscienti del sacrificio che fanno i nostri lavoratori. Va bene, grazie. Poi una domanda per l'assessore Lanzarini. Sì, dopo l'assessore è a disposizione. Bonet. Sì, una precisazione sempre sui medici di base, quindi quelli che non faranno i tamponi rapidi saranno sanzionati. È scritto nell'accordo. Okay. Va bene. Poi cioè non è, attenzione, scusami Marco, non è una sfida, no? Perché noi siamo chiamati a applicare l'accordo, non l'abbiamo inventate noi ste robe. Lo dico anche a quelli che scrivono, che dicono che noi non obblighiamo nessuno, questo sta di loro a firmare l'accordo. Peraltro negli interessi di chi lo fa. Va bene. E l'altra cosa invece sul tema dei ristori per le zone gialle plus, la modulazione. Lei ha detto che ieri avete trovato insomma un certo conforto a livello di governo, sì. Però anche a beneficio di chi domani ci legge, ci sono delle tempistiche, si è discusso? Non ne so nulla. Non si sa. Dovrebbero secondo me essere introdotti nel decreto ristori 2, 3, come si chiama? Quello che stanno scrivendo adesso in queste ore, il 3. No, deve essere introdotto lì una norma per cui si vada anche a ristorare, diciamo, le azioni restrittive delle regioni. Un'ultima domanda che è più una curiosità. Lei ha detto che oggi ha sentito i componenti del CTS che hanno scritto la lettera. Che cosa le hanno detto? Perché no, ma guardate che io ho un ottimo... ci riferisce a lei qual è la loro posizione? No, io ho un ottimo rapporto con... Fra l'altro sono tutti professionisti che conosco bene. Fra l'altro sono delle star della sanità del Veneto e loro l'idea, ma poi chiedetelo a loro, io non voglio fare io ne ho dedotto che la loro idea era semplicemente quella di fare un punto della situazione all'interno del CTS, tanto è vero che il CTS completo si ritrova poi anche con i rappresentanti della regione. Però io ho anche spiegato che una lettera con quelle firme ha un valore, ma non c'è nessuna contrapposizione, ma minimamente, tanto è vero che non ha... Guarda, io penso che sia ragionevole e umano che ci sia stata, uno possa dire, sentite cosa sta succedendo, no? Ci sono dei medici ad esempio che prescrivono solo tamponi rapidi e solo tamponi molecolari. E sulla base di cosa? È probabilmente una confusione che il legislatore ha mantenuto in piedi. Poi Salmani. Posso intervenire sull'argomento così poi lo chiudiamo? Lei ha detto, sappiate che io comunque continuo a fare i tamponi rapidi, quindi anche ai componenti del CTS e ai propri dipendenti dei... No, io ho detto, io faccio, cioè se fanno a me un tampone faccio il rapido. A me personalmente, dico che noi continuiamo sulla base delle evidenze scientifiche in attesa di avere anche delle lucidazioni maggiori e fra l'altro anche di avere ulteriori provvedimenti perché staranno per uscire a livello nazionale sempre sui tamponi antigenici. I nostri direttori continueranno a portare avanti il piano di sanità pubblica che prevede i tamponi rapidi. Del resto davanti a qualsiasi obiezione ricordo che l'ISS dice prima scelta tampone rapido e tampone molecolare oppure o scrive o no o in mancanza o tampone rapido.
Quindi non ci saranno Al momento no. cambiamenti di modalità e tipologie, si continua con il piano. Con il piano sì, in attesa che Roma ci dica qualcosa. Albino Salmaso. Presidente, volevo tornare anch'io sulla questione dei ristori, non per essere frainteso, ecco, Sì. ma lei non ha alcuna responsabilità, nel senso che il governo che fissa le cifre, questo Non sia come quei capresi benissimo, ieri. lo dico in premessa proprio per evitare magari fraintendimenti, che non è No, lo tranquillo. spirito della domanda, benissimo, però lei sa meglio di me che ovviamente i decreti, per come sono stati scritti dal governo, il Ristori 1, il Ristori 2, ora il Ristori 3 che avrà 1,5 miliardi aggiuntivo ai 5,4 già stanziato, prevede purtroppo alcuni interventi modulati, ovviamente per codici Ateco e poi sulla base appunto delle zone gialle, arancioni o rosse. Noi oggi, il nostro giornale La Nuova Venezia riporta l'opinione dei presidenti, degli albergatori e di altri operatori economici che pretenderebbero addirittura il cambio del rimborso non dalle zone gialle ma sulla base della perdita del fatturato e questo sarebbe una svolta epocale, direi, per una città come Venezia che è stata disastrata. Ecco, questo ovviamente non è nei suoi poteri, però volevo capire che tipo di interlocuzioni lei ha avuto con il governo, visto ha già risposto a dei colleghi, ma ad esempio se siamo in zona rossa l'IMU viene rinviata, non si paga l'acconto IMU, se siamo in zona rossa viene sospesa l'IRES al 2021. Ecco, ovviamente qui sarebbe una vera beffa che il Veneto, regione più efficiente sotto il profilo sanitario, si trovasse poi penalizzato oltremodo, quindi... È esattamente quello che ho detto io ieri, è esattamente questo, e ti dirò anche di più, che concordo pienamente, perché la formula migliore per ristorare i nostri imprenditori è quella di prendere una media del fatturato, non dico dell'ultimo mese, di un periodo diciamo rappresentativo dell'attività, così evitiamo sempre le solite questioni e discussioni, e si prende la media mensile del fatturato e dopodiché si vede il calo del fatturato, non dico ristorare al 100% perché poi se tu non apri avrai anche meno costi variabili, no? Perché non hai magari del personale che l'hai messo in cassa integrazione o quant'altro, ma stabilire una quota ragionevole per andare a ristorare il fatturato che è mancato. È esattamente il modello tedesco, i tedeschi hanno fatto così. No, un'altra domanda, poi questa qui speriamo che... Prego. No, sì, certo, se vuoi. Sempre su questo tema, però sono diversi i piani dei ristori, Presidente, certo. Lei lo sa benissimo. Uno è Zaia fa un'ordinanza restrittiva in Veneto e c'è il problema dei negozi chiusi la domenica. La colorazione dell'Italia attribuisce al Veneto la fascia gialla, quindi siamo belli. E c'è per i gialli. E però ci sono, essendo il Veneto avendo come prima industria il turismo ed essendo stata la regione che aveva 70 milioni di presenze turistiche, ha delle città, soprattutto le città d'arte, Venezia in particolare, che non lavora più, perché non ci va più nessuno, quindi siamo in giallo, dicono gli albergatori, quindi non possiamo avere i ristori delle fasce rosse, non c'entriamo con l'ordinanza del Presidente della Regione, ma siamo a catafascio. Questo è un altro tema ancora. Ma io ne ho parlato di questi temi, l'ho posto, cioè il tema del colore non c'entra nulla poi con il danno che comunque si subisce. No, però mi consenta, per non essere berlusconiano nell'interlocuzione, ma se Venezia paradossalmente fosse zona rossa questo problema non ce l'avrebbe, cioè è per carità, nessuno pretende che Venezia diventi... Ma più che una disciplina per la città d'arte, direi che deve esserci una disciplina che prescinde dal colore dell'area, e questo è poco ma sicuro. Cioè, il danno comunque c'è, cioè, non è, quando tu chiudi il centro commerciale lo chiudi nelle aree gialle, lo chiudi nelle aree rosse, lo chiudi in quelle arancioni, però non è che vale di più o di meno. Su questo che risposta ha avuto, se ha avuto una risposta? Ma che ci stanno lavorando. Poi sapete, per essere più precisi dovreste parlare con gli esponenti del governo di questi temi, cioè, certo. Oggettivamente, io non è che sono nella stanza dei bottoni.
Solo che lei giustamente ha avuto la bella idea di avere ogni giorno un'interlocuzione con noi e quindi noi... No, ma io lo faccio volentieri perché poniamo a lei, poi vediamo. il lavoro che fate voi è unico perché lo vedo dai cittadini che comunque sono informati e questo è fondamentale. Pensate, immaginate per un attimo che in Veneto non si facessero sti punti. L'ultima domanda, vediamo se... Allora, vaccino Covid, sì. Qui ci sono opinioni diverse da parte di autorevoli. Crisanti, che ovviamente ormai viene interpellato da voi? No, dal Corriere della Sera, per cui mi chiamo fuori. No, la fonte è sempre fondamentale. Ah, peccatore il Corriere della Sera. Per evitare di rendere meno importante la ascolta. No, fa la domanda, dai, fa la domanda. Ovviamente dice che lui a gennaio insomma, ha seri dubbi nel fare il vaccino. Poi ovviamente sempre i colleghi hanno intervistato la Viola che dice che invece che è molto contenta di essere tra i primi a sperimentare questo vaccino. Quindi come vede anche a Padova, pur lavorando nella stessa università, le opinioni sono diverse. Però resta un tema perché c'è un sondaggio presentato oggi in base al quale pare che il 30% degli italiani abbia proprio il rifiuto del vaccino. Ecco, questo rischia di essere un problema di non facile gestione. Io penso che i medici forse... Guarda, allora, premesso che non c'è la terza via, mi sembra di capire, no? O lo fai o non lo fai, la terza via che cos'è? Ne fai un po' di meno? Cioè, allora, personalmente io lo faccio, questo è poco ma sicuro. Però posso... E non ci dice anche quale sceglie? Quello che gli dà? Mi farà uno shaker, cosa volete? Li farò shakerati. Ma guardate che alla volta di gennaio noi avremo sulla piazza almeno 6 vaccini. Noi fra l'altro ci stiamo organizzando. Il vaccino non è obbligatorio, quindi dico evitate di scrivermi. Avete capito? Non è obbligatorio. No, dico non a voi. Dico, ogni volta che stiamo cioè c'è deve essere un motore di ricerca. Tu dici vaccino, parte tutti. Allora, state tranquilli, non volete farlo, fatene a meno. Cioè il vaccino non è obbligatorio, però lasciate la libertà di chi vuole farselo che se lo faccia, senza avere i commenti vostri che vengono a spiegare che non devono farselo. Allora, il tema è questo, e io rispetto veramente la libertà di pensiero di ognuno, anche di chi è contro i vaccini. Io ho l'impressione che non si sia valutato un aspetto a livello nazionale, a parte che vuol 120 milioni di siringhe, scrivete che ve l'ho detto per la seconda volta. A quanti centesimi? Sì, ma a parte quello, ma dobbiamo trovarle. Cioè bisogna essere pronti con le siringhe quando serviranno, perché se sono 2 dosi, sono 2 siringhe, 2 aghi, 2 batuffoli di cotone, cioè è un casino. A parte questo, immaginate il mondo, cerchiamo di guardare un po' più avanti, col vaccino. Adesso vi faccio un esempio che poi anche questo dopo vince il Papa storto. Se c'è la rabbia, tu col cane, se non è vaccinato, in alcuni paesi non ci vai. Avremo il passaporto sanitario, vedrete che finirà così. Perché oggi ti chiedono il test, domani ti chiederanno il vaccino. Allora, apriti cielo, Zaia ha introdotto il passaporto sanitario, ma fate quello che volete, vedrete che andrà a finire così. Perché ci chiederanno sei vaccinato o no. Certo, se no non ti sposti. Io non dico non ti sposti, dico che secondo me diventerà un elemento nell'anagrafe sanitaria di ognuno di noi, ci sarà la verifica se uno è stato vaccinato oppure no. Poi, per carità, non sto dicendo che uno deve stare in casa se non è vaccinato, attenzione, sto dicendo che diventerà sicuramente un elemento che non resterà come al solito ignoto, vedrete, avviso sempre i soliti, non sto proponendo ste robe, sto dicendo che vedrete che la comunità internazionale si tutelerà col tema del passaporto sanitario. Scusate, abbiamo sentito dire anche ai colleghi governatori che chiudevano le frontiere perché noi portavamo non di altre nazioni, di altre regioni, perché portavamo il virus, figuratevi nel momento in cui il mondo si aprirà se qualcuno si pone il problema di capire se sei vaccinato o no. Albino, siamo a posto? Sì, Nuovo Terraglio. Sì, Presidente, Buongiorno. Prima lei ha fatto una cena dall'R con T
Però non ha detto a che quota siamo, ha detto un sensibile abbassamento. No, volutamente, perdonami, non l'ho detto. No, l'ho detto volutamente nel rispetto del CTS che dovrà fare i calcoli oggi. Ah, ok. Sì, per evitare di andare a forzare. Benissimo. Posso garantire che è diminuito. Perfetto. Prima era, mi Anzi, pare, facciamo come con i prestigiatori, lo scrivo su un pezzetto di carta e ve lo do. Il nostro 1,47 era? No, 1,29 era. 1,29. L'ultima volta era 1,29. Ah, ecco, mi scusi. Poi un'altra cosa, anche lì aveva sorvolato, non so se a caso, non vorrei fare la stessa domanda. Prego. Quando ha parlato dei veterinari, se c'era questa Abbiamo cosa. fatto domanda al Ministro, Ecco. come per i dentisti, gli odontoiatri, Sì. e stiamo aspettando la risposta. Ne ho anche parlato di persona col Ministro. Benissimo, allora attendiamo. Quindi Ecco. dirà se il comitato tecnico-scientifico autorizza oppure no, pensa che sia utile oppure no. Secondo me sì, però visto che l'ho proposta, però staremo a vedere. Ecco, non vorrei ritornare su questa cosa di tamponi rapidi, eccetera, ma sembra quasi che non si voglia, perché effettivamente un dato di fatto, insomma, dopo un tot amplificazione abbiamo ridetto con il professor Rigoli che appunto il virus non poteva essere quantitativamente sufficiente a infettare. Per cui lei che idea si è fatta di questa preclusione che hanno espresso molti medici? No, guarda, non hanno espresso una preclusione, hanno posto una questione che secondo me è ragionevole che sia posta in un paese nel quale ancora non si è fatta totale chiarezza. Perché davanti a un dibattito che comunque continua da un mese, io penso che sia doveroso che la sanità pubblica dica, faccia come Colombo, ha detto non sapete mettere in piedi l'uovo, farò stare in piedi, puff, ha fatto, l'ha messo in piedi. Cioè, quindi è fondamentale che la sanità pubblica, il Ministero della Salute, in maniera inequivocabile chiarisca una volta per tutte questa questione, anche perché di letteratura scientifica ce n'è quintali. Immaginate solo che oggi le aziende vengono solo a proporre tamponi rapidi. Certo, anche perché nel frattempo se uno deve aspettare 2 giorni, 3 giorni, anche di può più, succedere mi di risulta. tutto in quel periodo. E per cui infettare, va Sì, bene. sì. Però guarda, è eclatante, secondo me, non perché l'ho detto io, l'esempio che vi ho fatto di quanti positivi perderemo ogni giorno, che nessuno ha mai valutato sta roba. Noi invece che siamo quelli dei numeri diciamo, lavoreremo anche di meno, perché se facciamo solo tamponi molecolari torniamo in una routine che è diversa. Certo. Avremo un po' di crisi all'inizio perché abbiamo ancora tanta massa e pian piano si ridurrà perché si proporzionerà. Le scuole, nelle scuole entriamo fra l'altro con la macchinetta, quindi entriamo con l'intelligenza artificiale nel fare i tamponi, andiamo ancora più veloci. Insomma. Mi pare di non vedere altre domande all'orizzonte. No, ma per riassumere, quindi oggi Donna Gialla confermata, ecco, faccia capire. Parlate al microfono per favore. Riassumo le domande. No, ho capito, guardate ragazzi, nel totale rispetto del lavoro autonomo e indipendente del CTS nazionale che elabora i dati, noi sapremo nel pomeriggio se restiamo in zona gialla oppure no. E poi dicono che ce l'abbiamo veramente con... attendiamo. Però resteremo gialli plus, nel caso. Sì, nel caso siamo sempre gialli plus. Sì, plus, sì. Eravamo in 3, però 2 sono andati in zona arancione. E cosa è successo nel giro di pochi... Credo che questa cosa che il Veneto, lo ripeto, a beneficio il fatto che il Veneto sia l'unica regione oggi in questa situazione, cioè gialla con l'ordinanza supplettiva, forse incide anche sul tema dei ristori, nel senso che non so se il governo ha come priorità un provvedimento che di fatto riguarda una regione sola. Temo questo. No, però attenzione, il tema dei provvedimenti restrittivi non è solo del Veneto, è dell'Abruzzo, del Piemonte, della Lombardia. Sì, hanno adottato, scusa, non mi sono spiegato male, loro hanno provvedimenti restrittivi autonomi,
il Cirio, per dire, il collega Cirio ha chiuso le scuole prima ancora che comparissero le aree a livello nazionale. Sì, no, ci sono parecchie regioni che hanno provvedimenti autonomi. Loro sperano di retrocedere da zona rossa a zona arancione. Ma io guarda, auguro a tutti che si torni velocemente a zona bianca. Mi pare ci fosse, a questo punto la evadiamo subito, una domanda per la Lanzarin e chiudiamo così. Sì, la vi lascio con l'assessore Lanzarin, grazie. C'è domande per Bottacin, qualcuno? No. Lanzarin, anche tu? Ok. Sì, volevo, se vuoi dirlo te. No, mi ricordava Bottacin, l'assessore, che per le concessionarie auto è stata fatta una FAQ dall'avvocatura, quindi una risposta che si dice che sono medie strutture di vendita, hanno grandi spazi, non fanno vendita di prodotti ingombranti, quindi non è che uno va a fare la spesa e quindi possono rimanere aperte il sabato, questo è quello che è stato detto. Sì, le concessionarie sì. Però devono essere fuori dai parchi commerciali, cioè non è che uno va a farsi la passeggiata con la scusa della macchina, quindi la concessionaria classica, insomma, che vede per strada. Però Presidente, posso sollevare velocemente un dubbio, visto che siamo in tema che mi era stato chiesto nei giorni scorsi. È valido anche in questo caso il fatto di entrare uno per nucleo familiare, perché l'acquisto di un'automobile è un acquisto molto familiare. No, quindi... noi l'avevamo previsto per le spese per il retail, no? Cioè l'alimentare in particolar modo. Ok, quindi non per altri settori tipo c'è stato questo. posto ad esempio l'abbigliamento, uno dice ma io devo farla comprare solo, la comunione devo fare l'abbigliamento nuovo alla famiglia, cioè ovvio che ci vai con accompagnato, però per la spesa sì. È un appello, un appello agli over 65, approfittate delle prime ore del mattino. Approfittate delle prime ore del mattino. Quindi e agli under 65 andate dopo le prime ore del mattino. Quindi gli altri settori tipo auto si può andare anche in due? Okay. Sì. Ok, grazie. Sì, quindi ai concessionari e ai venditori di auto che si sono trovati in questo limbo perché erano quasi tutte aperte tranne quelle medie, possono aprire. Prego. Vi lascio l'assessore Lanzarin. Arrivederci, buongiorno. Arrivederci. Albino fa bravo. Io e Albino andremo a fare la spesa presto la mattina fra un po', Presidente. Io già ci sono vicino. Ah beh. 2 ore sono poche. La domanda per il collega. Allora, Assessore, buongiorno. Abbiamo più segnalazioni che ci arrivano per quanto riguarda il numero verde del ULS 6 Euganea all'800 032 973, tempi d'attesa interminabili, addirittura una persona ha atteso 1 ora e mezza e poi si è arresa, però aveva bisogno di parlare con qualcuno, di confrontarsi e giustamente lei dice 1 ora e mezza, poi ho messo giù perché era improponibile, sempre in attesa. C'è un modo per poter risolvere questo problema? Ma il modo era stato già all'inizio, quando c'erano i primi numeri verdi che erano andati in tilt, avevano aumentato tutti il personale, quindi con i limiti che ci potevano essere di recuperare, di informare il personale, avevano aumentato le linee telefoniche e anche i numeri. Provo a verificare, non lo so, insomma se c'è un disguido o un disservizio a Padova, non lo so. Va bene, grazie. Collega. Buongiorno per Padova. Sono una presentazione per una richiesta che è un'intervista fatta con il direttore generale del BEN legato ai Covid Hotel. La precisazione è questa sostanzialmente. Lui ha spiegato che il Covid Hotel di Mestre avrebbe una funzione provinciale. La domanda quindi è: i 16 Covid Hotel proposti in realtà possono diventare 7, cioè uno per provincia, o allora, come un po' funziona? Pensavo di aver già chiarito. Allora, nell'incontro che c'è stato con Boccia, lui aveva chiesto un Covid Hotel per provincia, citando i famosi 20.000 posti letto in tutta Italia.
Noi avevamo già iniziato prima di quella richiesta, perché c'erano alcune aziende, tipo non so, mi viene in mente la Dolomiti e anche la stessa Serenissima, che avevano dei problemi di persone che non riuscivano a rimanere nel proprio contesto familiare, quindi avevano già iniziato un percorso di questo tipo. Noi abbiamo chiesto quindi a tutte le 9, quindi riferimento nostro alle 9 aziende sanitarie, di dirci se c'erano delle disponibilità. Loro hanno fatto delle manifestazioni di interesse e hanno risposto quelle che voi avete visto. Oggi siamo nella situazione in cui alcune tipo si stanno indirizzando nell'utilizzare perché hanno qualche richiesta, altre non hanno richieste. Quindi alla luce stanno facendo adesso tra di loro anche una verifica per capire effettivamente la vera utilità e il bisogno di queste strutture, che è molto diverso da quello che io ho sentito dai colleghi della Lombardia piuttosto che dal Piemonte o dall'Emilia Romagna, perché noi abbiamo comunque un piano che ha varie fasce, con varie dimensioni, ha varie anche intensità di cura diverso. Pensiamo solo ai 1500 posti delle strutture intermedie che ci sono e che continuano a essere allargate e anche molto utilizzate, quindi senza pensare poi ai famosi 740 posti che citiamo sempre dei 5 ospedali dismessi. Quindi alla luce di questo verificheranno appunto poi la necessità, insomma, ci sono delle strutture a Venezia, a Mestre, come ne ha trovate a Jesolo anche l'USL 4 orientale. Verificheranno e vedranno, insomma, ma questa è una partita che poi gestiscono le aziende sanitarie. Grazie. A questo punto il microfono. Riesci a spiegare come siete riusciti a coinvolgere tutti i medici di base, mentre nel Lazio c'è stato un ricorso al TAR che è stato accolto e sta diventando un caso nazionale di segno completamente opposto? Qual è la differenza? Ma guardate, voi sapete che noi avevamo già iniziato un'interlocuzione con i medici di base e avevamo comunque già siglato un accordo con loro che ci facevano i tamponi gratuitamente, perché noi avevamo comunque, se vi ricordate, circa 600 medici che ci facevano i tamponi gratuitamente e avevano già iniziato, ne avevamo già iniziato a fornire a questi medici i tamponi. Poi è arrivata la CN nazionale che ha previsto, quindi l'accordo nazionale, che ricordiamolo è un accordo nazionale, quindi accordo collettivo nazionale, recepito in conferenza Stato di Regioni, quindi anche con un provvedimento normativo legislativo. C'è stata l'intesa tra Stato e le Regioni su questo che ha previsto il pagamento di 18 e 12 euro. Da lì noi abbiamo fatto l'ordinanza e l'accordo previsto regionale col comitato, cosa che stiamo facendo anche con il PLS. Penso che nei prossimi giorni insomma, riusciremo a darvi anche indicazioni sui PLS, perché avevamo iniziato anche l'accordo col PLS, perché la CN prevede medici di medicina generale e anche pediatri di libera scelta, ok? Cioè noi abbiamo avuto un'interlocuzione continua con loro e oggi i risultati sono questi, insomma il rapporto è sempre stato un rapporto molto leale, reciproco, collaborativo, con quelle che possono essere delle differenziazioni, ma però io credo che alla fine è un beneficio di tutti quello di essere presente nel territorio e avere anche questo strumento di diagnosi anche per loro. E con questo concluderei, grazie a tutti.